Eder. Mech. Pallister. Schivo come mai prima d'ora, visibilmente nervoso e per la prima volta del tutto muto di fronte alle domande dei cronisti. Sebastiano Visintin sembra essere entrato in una fase di chiusura totale. L'uomo, unico indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovic, appare irriconoscibile rispetto a chi, per oltre 2 anni, non aveva mai esitato a comparire davanti alle telecamere, a parlare con giornalisti e a difendere la propria versione dei fatti. Adesso, invece, tace. Lascia squillare il telefono, evita le interviste, ma al tempo stesso si preoccupa di non dare l'impressione di una fuga. Sui social ha pubblicato un selfie da Tarvisio, quasi a voler rassicurare, o forse avvisare, che non ha alcuna intenzione di sottrarsi. Pur restando lontano da Trieste e dalla pressione dell'indagine che si fa sempre più stringente. Un comportamento che stride con l'immagine di un uomo che in passato aveva fatto della propria trasparenza mediatica una bandiera, e che adesso, invece, sembra sotto assedio, anche psicologico. All'alba di uno dei giorni più difficili, ha affidato a Facebook un post che lascia trasparire inquietudine e smarrimento. "Angelo mio, aiutami tu", ha scritto, allegando vecchie fotografie in cui è ritratto con Liliana, sua moglie, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta, 3 settimane dopo, in un'area boschiva nei pressi dell'ex ospedale psichiatrico, non lontano dalla loro abitazione. Ma proprio i social, in particolare alcuni contenuti pubblicati da lui stesso il giorno della scomparsa, sono oggi al centro dell'attenzione degli inquirenti. Quel 14 dicembre, infatti, Visintin ha sempre sostenuto di essere uscito in bicicletta per testare una GoPro appena acquistata. Nella sua prima intervista, concessa a Trieste Prima, raccontava con dovizia di particolari il percorso effettuato, sottolineando che si trovava in un'area opposta rispetto al luogo in cui Liliana fu ritrovata. "Ho tutto registrato, tutti i video", aveva assicurato. E pochi giorni fa, dopo la notifica dell'avviso di garanzia, aveva ribadito: "Ti pare che uno ammazza la moglie e poi va a farsi i video con la GoPro?" Eppure, proprio quei video, quelle immagini e i dettagli finora forniti potrebbero essersi trasformati in un boomerang. Per la procura di Trieste, guidata dalla PM Maddalena Iozzi, le dichiarazioni pubbliche di Visintin e i contenuti social sono ora tasselli da verificare con attenzione. Da qui la decisione di disporre una perquisizione e sequestrare, tra gli altri oggetti, un maglione giallo e un paio di guanti arancioni, indumenti identici a quelli che Visintin indossava nelle foto postate il giorno in cui Liliana sparì. L'ipotesi investigativa, ancora tutta da verificare, è che questi capi possano avere rilevanza scientifica. Potrebbero contenere tracce biologiche o fibre compatibili con quelle rinvenute sul corpo di Liliana e analizzate dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo. Ma non è tutto. Nella casa dell'uomo, che da anni lavora come arrotino, sono stati sequestrati oltre 700 strumenti da taglio, coltelli, cesoie, arnesi da lavoro, un arsenale che ora sarà passato al setaccio. Particolare attenzione sarà riservata al confronto tra le lame sequestrate e i segni lasciati sul cordino trovato stretto attorno al collo della donna. Un elemento sin dall'inizio considerato centrale per comprendere le cause della morte. Chi da sempre ha nutrito dubbi sulla versione di Visintin adesso si sente rafforzato. Il fratello della vittima, Sergio Resinovic, ha ricordato pubblicamente come nei primi giorni dopo la scomparsa fosse stato proprio Sebastiano a frenare le iniziative per cercare Liliana. "Gli proponevo di affiggere volantini, distribuire foto, ma lui continuava a dire di aspettare", un atteggiamento che, insieme ad altri comportamenti definiti freddi o ambigui, ha contribuito ad alimentare sospetti che, oggi, sembrano trovare una sponda anche nella procura. Dagli ambienti investigativi trapela che le analisi sui materiali sequestrati potrebbero richiedere settimane. Solo dopo i primi riscontri si deciderà se convocare formalmente Visintin per un interrogatorio. Lui, intanto, mantiene un profilo basso, ma con una punta di determinazione fa sapere che non sarà il primo a muoversi. "Con i miei avvocati analizzeremo gli atti e il materiale sequestrato, poi, valuteremo il da farsi",
ha dichiarato a Repubblica, lasciando intendere che ogni eventuale collaborazione sarà condizionata dall'evoluzione dell'indagine, ma tutto dipenderà dalla scelta della PM Iozzi, che potrebbe decidere di convocarlo anche prima della conclusione delle perizie. Nel frattempo, la figura di Sebastiano Visintin sembra sempre più sola, gli amici si diradano, i familiari di Liliana alzano la voce, l'opinione pubblica si spacca, e le telecamere che un tempo cercava oggi le rifugge, ma il suo volto, le sue parole e le sue omissioni restano al centro di una vicenda che, a più di 3 anni dai fatti, è ancora tutta da decifrare. Penso che Sebastiano abbia un po' di timore, lui è un pagliaccio, è un bravo pagliaccio, spero che appunto che abbia avuto un rigurgito di dignità, forse appunto si sta rendendo conto di cosa ha combinato o cosa ha fatto combinare e auspico che abbia il coraggio di dire cosa sia successo. Io reputo che lui sappia cosa è successo, perché se fosse stato come le cantava all'inizio, il matrimonio alla crema e tutto, non succedeva niente. E anche mia sorella, purtroppo, a quest'ora era ancora viva, avrebbe cambiato vita come lei voleva, che io ho scoperto dopo, perché lui purtroppo si è comportato molto male nei suoi confronti. Che dica quello che è successo, che abbia il coraggio. Io chi sono per perdonare? Una storia d'amore tormentata, segnata da gelosie, litigi e tentativi di manipolazione anche a distanza di anni. È questo il ritratto che Adelmo Roda, ex compagno di Anna Lucia Cecere, ha tracciato oggi in aula nel corso dell'ultima udienza del processo per l'omicidio di Nada Cella. La segretaria 24enne uccisa a Chiavari il 6 maggio del 1996, una testimonianza lunga, ricca di dettagli, che ha riportato alla luce non solo la natura difficile del rapporto tra i due, ma anche episodi che, secondo l'accusa, potrebbero avere un legame diretto con il delitto. Era una donna gelosa, possessiva, con un carattere difficile, non accettava mai di essere contraddetta, ha esordito Roda, ricostruendo la relazione iniziata nella prima metà degli anni 90, tra serate al locale Dolce Vita e tensioni sempre più frequenti. All'inizio sembrava tutto normale, ma presto emersero lati del suo carattere che rendevano la convivenza impossibile. Una volta mi cacciò di casa durante un litigio furibondo e poi scrisse insulti contro di me sui muri del mio palazzo, una cosa assurda, umiliante, ma a compromettere definitivamente il rapporto fu un evento imprevisto. La scoperta da parte della madre di Roda che Cecere aveva avuto un figlio da una relazione precedente, cosa che la donna non aveva mai rivelato. Non ero innamorato, ma le volevo bene, ha spiegato Roda con tono misurato. Fu comunque difficile chiudere, però mia madre si oppose fermamente, non voleva che continuasse a vederla, e alla fine ho scelto la mia famiglia. Uno dei passaggi più significativi della deposizione riguarda un particolare che potrebbe rivelarsi determinante per l'intera inchiesta: il bottone trovato sotto il corpo di Nada Cella. Si tratta di un oggetto che, secondo l'accusa, apparterrebbe a una giacca di Roda usata per andare a pescare, a cui la Cecere avrebbe staccato dei bottoni per puro vezzo. Li tolse perché le piacevano, era fatta così. Era l'estate del 1995, quando tra noi era già tutto finito, ha detto, è proprio uno di quei bottoni. Secondo la perizia tecnica dell'esperto Stefano Cannara, sentito anch'egli in aula, sarebbe compatibile con quello rinvenuto sulla scena del crimine e con quelli sequestrati a Cecere già nel 1996. Quando venne sfiorata dalle indagini ma poi scagionata. Ma c'è un altro elemento emerso oggi che accende nuovi riflettori sul comportamento di Cecere negli ultimi anni. Roda ha raccontato che nel 2021, dopo la riapertura del caso e la nuova attenzione investigativa su di lei, Anna Lucia lo avrebbe contattato ripetutamente, mi chiamava, mi mandava messaggi, cercava in ogni modo di convincermi che la nostra relazione fosse durata fino al 1996, voleva farmi dire che in quel periodo stavamo ancora insieme, ma non era vero. Mi sembrava chiaro che volesse dimostrare agli inquirenti di non avere alcun interesse per Marco Soracco, il datore di lavoro di Nada Cella. Soracco, lo ricordiamo, era al tempo oggetto di un'attenzione insistente da parte della Cecere, come documentato anche da alcune testimonianze raccolte negli anni, quando l'ho messa alle strette.
Quando le ho detto che non avrei mentito, ha smesso di scrivermi, ha chiuso ogni contatto. Un comportamento, questo, che secondo l'accusa si inquadra in una strategia difensiva di lunga durata, mirata a depistare e confondere le acque. Soprattutto nella fase in cui le indagini stavano finalmente prendendo una nuova direzione. Per i magistrati, quel bottone trovato sotto il corpo di Nada e i tentativi della Cecere di riscrivere la sua relazione con Roda sono indizi che vanno letti insieme, a comporre un quadro coerente. La giornata in aula è proseguita con un'altra testimonianza carica di tensione emotiva, quella di Maurizio Cecere, fratello minore dell'imputata, chiamato a raccontare il contesto familiare in cui Anna Lucia è cresciuta. L'uomo ha dipinto un quadro drammatico: siamo 5 fratelli, abbiamo avuto un padre violento, alcolizzato, una volta ha dato fuoco alla casa con noi dentro. Anna Lucia era la più grande e si prendeva cura di noi, era una figura importante, ma anche lei era irascibile, fragile, spesso sopraffatta dalla rabbia, non accettava il confronto, si chiudeva a riccio e reagiva male. Alla domanda di un cronista, fuori dall'aula, ha poi risposto con parole pesanti: penso che possa averlo fatto, ma è solo una sensazione, non ho prove. Le sue dichiarazioni, benché non direttamente accusatorie, aggiungono un ulteriore tassello alla complessità psicologica del profilo di Anna Lucia Cecere, e potrebbero rafforzare, almeno sul piano indiziario, la tesi della procura, quella di una donna determinata, pronta a tutto pur di ottenere ciò che voleva, e capace, secondo l'accusa, di colpire con violenza quando frustrata nei suoi desideri. Intanto, la difesa continua a contestare con fermezza l'impianto accusatorio, sostenendo che le prove siano deboli, che i ricordi siano confusi a causa del tempo trascorso e che gli indizi, come il bottone, non siano sufficienti a sostenere un'accusa tanto grave. Ma l'aula resta carica di attesa, e con ogni nuova udienza, il mistero sulla morte di Nada Cella sembra farsi meno impenetrabile. L'autopsia racconta una verità brutale, che si scontra con la versione edulcorata e lacunosa fornita del reo confesso. Ilaria Sulla, 22 anni, studentessa originaria di Terni, non è morta all'improvviso, in un gesto isolato o improvviso. Il suo corpo, ritrovato il 2 aprile scorso dentro una valigia abbandonata in un dirupo nelle campagne dei Monti Prenestini, porta i segni evidenti di una violenza feroce, prolungata e combattuta fino all'ultimo istante. A toglierle la vita è stato il suo ex fidanzato, Mark Anthony Sampson, 23 anni, che ha confessato l'omicidio ma continua a negare qualsiasi aggressione precedente al momento fatale. Le parole del pubblico ministero Maria Perna, che ha seguito da vicino le prime fasi dell'autopsia, squarciano definitivamente il velo sull'ultima notte di vita della giovane. Il referto medico legale, riportato anche dal Corriere della Sera, indica che Ilaria sarebbe stata colpita più volte ancor prima di essere accoltellata. Un grosso ematoma sull'arcata sopraccigliare sinistra, spiega la PM, compatibile con un pugno o un colpo inferto con un oggetto contundente. Un secondo colpo all'occhio, una lesione al labbro, piccoli graffi sul collo, non riconducibili a un tentativo di strangolamento ma piuttosto a una violenta colluttazione. Tutti segni che testimoniano una resistenza, un tentativo disperato di sottrarsi alla furia dell'aggressore. Il corpo di Ilaria presenta inoltre 3 profonde coltellate al collo, 4 ferite sulla guancia e altre lesioni sparse, in particolare sull'avambraccio destro e sulla mano sinistra, dove è stata rilevata un'unghia spezzata. Dettaglio non secondario, quest'ultimo, che per il medico legale rappresenta un chiaro indizio di una possibile azione difensiva. Ilaria avrebbe tentato di proteggersi, afferrando o cercando di bloccare l'assassino, nella speranza di salvarsi. Tutti questi elementi contraddicono frontalmente la versione fornita da Mark Anthony Sampson, che, incalzato dalla PM, ha negato con decisione qualsiasi colluttazione prima delle coltellate. No, non c'è stata nessuna aggressione prima, ha risposto secco, tentando di sostenere che le ferite preesistenti fossero frutto di una caduta accidentale. Magari è sbattuta nel momento in cui è caduta, ha aggiunto, tentando di ridimensionare le evidenze emerse.
Una spiegazione che gli inquirenti considerano priva di fondamento, se non volutamente fuorviante. Una dinamica ben diversa da quella raccontata dall'omicida, e che si fa sempre più chiara con il proseguire delle indagini. Secondo la ricostruzione della procura, Ilaria Sula non si sarebbe recata quella sera a casa dell'ex per un chiarimento pacifico, come sostenuto da Sampson, né per una riconciliazione sentimentale. Sarebbe invece andata lì per affrontarlo, per chiedergli conto di un accesso non autorizzato al suo computer personale, un gesto da lei considerato grave. L'ennesimo segnale di un'invadenza intollerabile. Da quella discussione, degenerata in un violento litigio, si sarebbe consumata la tragedia. Ilaria sarebbe stata uccisa nella stessa serata del 25 marzo, contrariamente a quanto dichiarato da Sampson, che aveva parlato di una morte avvenuta il mattino seguente. Dopo l'omicidio, il ragazzo avrebbe tentato di occultare il cadavere. Chiuso in una valigia, il corpo della giovane è stato trasportato in auto e gettato in un dirupo isolato nei pressi del comune di Poli, un'area rurale compresa tra Tivoli e Roma. Solo giorni dopo, il 2 aprile, grazie alle indicazioni fornite proprio dall'assassino, la polizia è riuscita a recuperare i resti della ragazza. Intanto, nelle ore precedenti all'udienza, sono emersi ulteriori dettagli agghiaccianti dal contesto investigativo. Alcuni elementi, ancora da approfondire, fanno ipotizzare che vi sia stato un tentativo di violenza sessuale prima dell'omicidio. Ipotesi suggerita da alcuni segni sul corpo della ragazza e dalla dinamica della colluttazione. L'ipotesi è oggetto di ulteriori accertamenti medico-legali e genetici, ma è già al centro dell'attenzione della PM Perna. In attesa di ulteriori riscontri, restano le tracce inequivocabili di una vita spezzata brutalmente, in un atto di prevaricazione e possesso. Il volto di Ilaria, ritratto in decine di immagini sui social e nelle fiaccolate organizzate in sua memoria, è diventato in pochi giorni il simbolo dell'ennesimo femminicidio in un paese che continua a contare vittime, una dopo l'altra. Il processo promette di essere lungo e complesso, ma i primi esiti dell'autopsia sembrano parlare con forza. Ilaria non è morta per un raptus improvviso, ma al termine di una sequenza di violenza. Una violenza annunciata, predatoria, a cui ha cercato di opporsi fino all'ultimo respiro. Un mistero durato poco più di 24 ore, ma che si è trasformato in un incubo per chi conosceva Federico Perissi. La conferma è arrivata nel cuore della notte tra il 14 e il 15 aprile, sotto una pioggia battente e con l'aiuto delle torce. Il corpo senza vita del 45enne, guardia giurata originaria di Firenze, è stato trovato sepolto nella terra fangosa sulla riva del lago di Bilancino, nel Mugello. Grazie alla confessione del presunto assassino, a guidare i poliziotti della squadra mobile di Firenze e Ferrara è stato un uomo di 41 anni, di origini senegalesi e residente a Campi Bisenzio, già noto alle forze dell'ordine per reati gravi. È stato lui, durante un interrogatorio a Ferrara, a rivelare il luogo in cui aveva occultato il cadavere di Perissi. L'ho ucciso e l'ho seppellito a Bilancino, ha ammesso, dando così il via a una corsa contro il tempo per recuperare il corpo della vittima e mettere insieme i pezzi di una vicenda ancora oscura in molti suoi aspetti. I poliziotti sono arrivati a Bilancino nella notte e hanno iniziato a scavare nei pressi di un cavalcavia, vicino alla riva del lago. Il terreno impregnato d'acqua ha reso le operazioni difficili, ma sotto strati di fango è emerso il corpo di Federico Perissi, l'uomo, che nella serata del 14 aprile risultava ufficialmente scomparso. Non era in servizio al momento della morte, ma con sé, o quantomeno in auto, aveva una valigia particolare che lascia presupporre un incontro pianificato, forse legato a questioni personali o professionali. Secondo i primi accertamenti, il 45enne è stato colpito ripetutamente. L'aggressione sarebbe avvenuta all'interno dell'auto, lungo via del lago, mentre i due si stavano dirigendo verso l'autostrada. Non è ancora chiaro se l'arma del delitto sia la pistola di ordinanza della guardia giurata, che al momento non è stata ritrovata. Gli inquirenti stanno verificando se l'omicida se ne sia appropriato prima dell'aggressione o se l'abbia utilizzata per colpire Perissi.
Dopo aver assassinato la vittima, l'uomo ha trascinato il corpo fino alla riva del lago e lo ha seppellito in modo sommario, sotto il cavalcavia. Subito dopo si è dato alla fuga, rubando l'auto della guardia giurata e imboccando l'autostrada in direzione Bologna. La corsa è però terminata bruscamente. Nei pressi di Altedo, il veicolo è precipitato in un burrone. Nonostante l'incidente, il 41enne è riuscito a proseguire il suo tragitto fino a Ferrara, dove, ormai ferito, ha messo a segno una rapina per la quale è stato immediatamente arrestato dalla polizia. È stato proprio questo arresto a segnare la svolta decisiva nelle indagini. Portato in ospedale per le cure, gli agenti della mobile ferrarese hanno notato anomalie nel suo comportamento e nella dinamica dei fatti raccontati. Durante l'interrogatorio, alla presenza del PM Stefano Longhi, l'uomo ha ceduto, confessando l'omicidio e indicando con precisione il luogo in cui aveva abbandonato il corpo. È stato così possibile ricostruire l'intera sequenza degli eventi e dare un nome alla vittima, che nel frattempo era stata oggetto di un appello disperato da parte di amici e colleghi. La figura dell'omicida, secondo quanto emerso, era già nota alle forze dell'ordine. Nelle scorse settimane era stato arrestato a Firenze, in zona Novoli, per un tentato sequestro di persona. Fortunatamente sventato dall'intervento tempestivo della sicurezza di un locale e della polizia, un episodio grave, che si aggiunge a un profilo già problematico e che oggi, alla luce dell'omicidio di Perissi, assume una dimensione ancora più inquietante. La notizia della morte della guardia giurata ha lasciato sgomenti colleghi e amici. Nelle ore precedenti al ritrovamento, la preoccupazione si era trasformata in angoscia. Con grande preoccupazione comunichiamo che da oltre 24 ore non si hanno notizie di un nostro collega, rappresentante della regione toscana SAV, Federico Perissi. Guardia giurata in servizio nella regione. Invitiamo chiunque abbia informazioni utili a mettersi in contatto con le forze dell'ordine. Si leggeva in un messaggio circolato tra i gruppi di sicurezza privata. Purtroppo, il peggiore degli scenari si è concretizzato nella notte. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Firenze, stanno ora cercando di chiarire il movente dell'omicidio, che potrebbe essere riconducibile a questioni personali, a un litigio improvviso o a una premeditazione legata a dinamiche ancora da svelare. Il 41enne è attualmente in custodia e nei prossimi giorni sarà formalmente interrogato per chiarire ogni aspetto di questo crimine. Quella di Federico Perissi si aggiunge alla lunga lista di vittime di una violenza improvvisa e apparentemente inspiegabile. Guardia giurata stimata e ben voluta, con anni di servizio alle spalle, è stato ucciso da una persona che conosceva, forse si fidava, forse aveva aiutato, una fiducia tradita nel modo più crudele. Al termine di un incontro che doveva essere breve e che si è trasformato in una condanna a morte. Le indagini proseguono, ma intanto il lago di Bilancino, immerso nel silenzio e nella pioggia, custodisce le tracce dell'ennesimo crimine efferato. La signora Paganelli era felicissima che la Bianchi avesse abbandonato il tetto coniugale. C'era proprio la soddisfazione nella sua voce mentre parlava con i suoi figli. Non vedo perché avrebbero dovuto pensare di sopprimerla perché rappresentava un ostacolo. Credo che una persona normale dice: ah sì, tua suocera ci mette l'investigatore, ok, vado a casa, ci penso e dice: sai cosa faccio? La ammazzo, così non mette l'investigatore. Consta che Da Silva non aveva ostacoli per fuoriuscire dalla sua situazione matrimoniale, quindi la cosa più semplice, invece di andare in giro ad ammazzare persone, era che prendesse la signora Bianchi e se ne andassero dove volevano. Nel momento in cui la signora Paganelli fosse venuta da me a raccontarmi della relazione, io l'avrei solamente ringraziata e le avrei detto: grazie, mi hai permesso di aprire gli occhi su una situazione che non conoscevo. Pensi che sacrifichiamo animali tutti i giorni per mettere il cibo in tavola? Allora, voglio dire, i macellai sono tutti assassini. Credo che il GIP sappia cosa dice. Arriverà il giorno che avrò delle cose da dirvi, non in questo momento. Voglio parlare di Luis. Ho già parlato, penso, per 40 ore, 50 ore, basta. Sto respirando profondamente per stare calmo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.